Allora, diciamo che secondo i calcoli che il K aveva fatto per tutta la settimana, comunque dovevamo vincere, a prescindere dal risultato della DIA. E quindi a noi cambiava poco, poi certo entrare in campo con la consapevolezza che comunque avremmo finito primi il girone, insomma per noi era un bel vantaggio. Però ecco, ora con questa vittoria stiamo a una partita dalla Serie A, giusto? Sembrerebbe di sì. E quindi ora dipende ancora dall'ultima partita, tutto da noi come sempre. Allora, diciamo che più che un calo magari c'è stato qualche piccolo cambiamento a livello di posizioni in campo che magari non siamo riusciti subito a riequilibrare tutte le misure sugli avversari. Però comunque poi ecco, a parte quelle due situazioni mi sembra che abbiamo rischiato molto molto poco e alla fine i valori sono venuti fuori, insomma. Allora, prima di tutto spero che si possa tornare ad avere qualche giocatore in più, perché ultimamente abbiamo avuto qualche ragazzo infortunato di troppo e quindi già questo con un po' di tempo a disposizione spero possa aiutarci per poter recuperare qualcuno. Ci staranno giocatori ormai infortunati da lungo corso che credo eh, insomma, potranno essere d'aiuto da fuori perché non riusciranno a recuperare in tempo, però insomma, questo mesetto credo che passerà più o meno, potrebbe essere utile per ricaricare un po' le pile.